Da oggi via libera alla vaccinazione anti-Covid degli studenti maturandi su base volontaria e senza prenotazione. Lo ha comunicato l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla, che ha firmato una nota rivolta ai dirigenti scolastici siciliani in riferimento a quanto disposto dall'ordinanza del presidente della regione onorevole Nello Musumeci. La Sicilia sarà la prima regione italiana a procedere con la vaccinazione dei maturandi. L'assessorato all'istruzione, insieme all'osservatorio epidemiologico regionale, ha detto Lagalla, ha ritenuto doveroso disporre la somministrazione del vaccino anche agli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola superiore. L'esame di maturità si svolgerà anche questa volta in fase pandemica, ma differentemente a quanto accaduto nel 2020 abbiamo uno strumento in più per garantire migliori condizioni di sicurezza agli studenti che si apprestano a vivere un momento così importante per il loro percorso formativo. Secondo il provvedimento assessoriale, sottoscritto anche dal direttore dell'ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, gli studenti dovranno essere muniti di un'apposita attestazione di frequenza dell'ultimo anno del ciclo secondario di secondo grado, rilasciata dal dirigente scolastico. Se non ancora maggiorenni, dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Ogni studente senza prenotazione potrà quindi recarsi presso in uno degli hub siciliani di vaccinazione istituiti sull'intero territorio della regione siciliana. Si prevede che agli studenti minorenni verrà somministrato il vaccino Pfizer, mentre AstraZeneca o Johnson & Johnson a chi ha compiuto il 18° anno di età.